Quanti le fa ancora così? Qua, su tutte quante le squadre che è qua, gli unici che fa questo servizio siamo solo noi. È un orgoglio essere qua. Certo, perché questa qua è veramente una bella iniziativa in cui tutti i paesi, ecco, in seccata. Ciao ragazzi, benvenuti a Sant'Anna d'Alfaedo, all'ex base NATO. Ma non siamo qui per motivi militari, bensì più mangerecci, perché oggi è il giorno del paio degli gnocchi della Ressigna. Via, 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 via. Annuncialo prima. Nel cruo, nel cruo. I concorrenti agguerritissimi del palio sono arrivati questa mattina di buon'ora portando tutto l'armamentario necessario per preparare queste prelibatezze, quindi i pentoloni, le bombole per il gas e quant'altro, e ovviamente la farina, l'acqua che serve per fare tutto, il burro e il formaggio. E poi via la competizione. Questa è la 10ª edizione, siamo arrivati a 10 anni, anzi in realtà sarebbero 13, ma purtroppo il Covid ci ha fermato. Quante contrade o borgati o paesi partecipano? Qui partecipano 6 paesi, fanno parte di 6 gruppi che organizzano altrettante sagre di paese, quindi il piatto che si preferisce qui poi si ritrova nell'estate in Lessigna nelle sagre delle contrade. Dimmi la verità, c'è rivalità qua? Allora, sono tutti amici chiaramente, però vincere il palio ha sempre la sua importanza, quindi sì, c'è un po' di rivalità. Sono un po' i mondiali degli gnocchi questi. Sono i mondiali degli gnocchi, sì, possiamo dire così. Però la ricetta è quella, insomma, è acqua e farina, poi ognuno ha le proprie varianti? Esatto, la ricetta è quella, è acqua e farina per tutti quanti, il condimento è sempre monteveronese stagionato e grana insieme a tanto burro fuso o come dicono qua abbrustolito. Bello dorato insomma. Esattamente, bello dorato. Gnocchi di malga o gnocchi sbattui, e questo verbo ha un significato ben preciso, sbattui, sbattere, che è il gesto che devono fare per preparare l'impasto. Quindi acqua farina sbattuta con energia in modo da creare per l'appunto un impasto denso ma omogeneo, privo di grumi, altrimenti poi in bocca si sente, e questo è un errore imperdonabile per chi fa gli gnocchi in Lessigna. Ma soprattutto, al di là della spettacolarità e della bellezza di questo lavoro, a me colpisce sempre l'ingegno, tutto lessinico, di chi fa gli gnocchi, perché è d'accordo a prepararli sbattendoli a cucchiaio, porzionandoli con il colpo di polso, ma quell'ingegno veramente non ha limiti. La pasta perché la sia pronta devo sempre che la fa le bolle. Se non la fa le bolle non è mai pronta, vedi? Quindi manca ancora un pochettino. Manca qua. niente, la comincia a fare le bolle, eccole. E bisogna che sia grumi. No, bisogna che sia grumi soprattutto. Nuovissimi meccanismi. No, a noi ancora con la vecchia la tradizione, proprio tutto tradizionale, impasto a mano, gnocchi buttati giù a mano. L'orgoglio questo. Sì. Anche perché te parli con uno che è biologico, latte biologico, e quindi gli è soddisfazioni. Qua dentro che è tutta la Lessigna, che veramente raccontava la Lessigna. Siamo qui da 100 anni fa che hanno cominciato a fare questo lavoro qua del gnocco. E perché Mi ricordo suo povero padre. Che li faceva così. Si faceva così perché allora mi aveva insegnato, perché noi altri saremmo grandi così, saremmo boccette. E mi insegnava a fare i gnocchi. E siamo arrivati a questo punto che siamo capaci anche avanti da farli. Siamo buoni come lavoro. E perché bisogna farli così? Perché siete messi la seconda volta che tutti omologati bene. Che è una roba fantastica, dopo gli ha tutto un altro sapore. Hai biondo! La panna è una roba impossibile. Perché sia come abbiamo fatto il burro, sia come abbiamo fatto l'impasto, nessuno li ha fatto. Dopo li guarda qui, è bella. Se vede questi, se vede il nostro, però non li si viene anche a mangiare. A chi va avanti qua, ti reclama? I garrison perché bisogna lavorare qua, il lavoro che bisogna lavorare. La ricetta è
per tutti uguale, acqua, Certo. farina e grana di quel buon, oppure anche mi sa col Monte Veronese del solito, ecco. Ma è l'ingegno qua che fa la differenza per preparare il E lei allora che, cioè noi altri impastiamo con l'acqua del buio, cioè praticamente a 100 gradi. gnocchi. E invece che negli altri che arriva, cioè, a 70 gradi, gli è comunque tutte tecniche che alla fine cambia, cioè comunque il risultato è quello, cioè circa, Certo. siamo lì sempre che se la giochiamo sul fil de lana perché gli è buonissimi tutti. Che effetto vi fa vedere tutta sta gente che vuole assaggiare quello che fate voi? Ti dà orgoglio, motivo di andare avanti anche con l'associazione, con tutto, di continuare a migliorare, Però dimmi la verità, li fate solo qua, gli gnocchi o anche a casa? anche a casa. Una cosa che mi ha impressionato è vedere tanti volontari e soprattutto tanti giovani. È sentita questa cosa anche nelle nuove generazioni. Tantissimi giovani, abbiamo la fortuna di avere un ricambio generazionale nei gruppi che organizzano queste feste che è veramente importante ed è molto molto bello perché permette di portare avanti queste tradizioni anche oltre noi, perché ormai mi sento tra gli anziani anch'io un po'. Oltretutto una location straordinaria. È stata una scelta precisa anche questa? È stata una scelta precisa anche questa perché da quando questo spazio è diventato disponibile per il comune, perché qua siamo in uno spazio che il demanio ha concesso al comune, l'abbiamo individuato subito come lo spazio ideale per questa manifestazione. Ci sono spazi aperti, ci sono i parcheggi interni, purtroppo non c'è possibilità di copertura, però abbiamo anche il cappello del Palio per chi lo vuole. Comunque il sole della Lessigna non riscalda, risplende. Il sole risplende ma non si sente, ma c'è una brezza che è simpaticissima e sicuramente piacevole, quindi qui si sta benissimo. In questa location si ha la vista su tutto quella che è la nostra Lessigna, dal monte dal Corno d'Aquilio al monte Baldo fino a tutta la Lessigna orientale, quindi spaziamo in lungo e in largo. Viva i gnocchi! Viva i gnocchi, sempre!